Sì, la legge nasce dall'idea di dare la stessa dignità della montagna e del mare alla collina veneta. I Colli Veneti rappresentano un patrimonio paesaggistico, naturalistico, produttivo, enogastronomico eccellente e vorremmo appunto valorizzarla con un'unica iniziativa per i Colli Veneti, affinché diventi anche un brand per il Veneto. Sì, la prima domenica di primavera, che l'anno prossimo sarà il 27 marzo, sarà la giornata regionale per i Colli Veneti, affinché appunto la collina veneta sia sentita da chi la abita e da chi ci lavora come un grande patrimonio su cui investire. La conoscenza sarà portata anche alle scuole e poi anche all'esterno, chiaramente, per valorizzare questi ambiti. Sì, proprio qui nel cuore dei Colli Asolani, perché i Colli Asolani coinvolgono 5 comuni, ci sono 12 colli e la maggior parte dei colli sono proprio qui a Maser, anzi il colle più alto è proprio qui, il Collalto, 496 metri di altitudine. Come in tutti i progetti la Pro Loco da sola non ce la fa. Ben venga un progetto come questo, di valorizzazione del territorio, di sinergia tra le varie istituzioni e di soprattutto collaborazione tra i vari attori del territorio. Questo per promuovere un bene autentico che sono i Colli Veneti, in particolare i Colli Asolani e il Montello, e quindi questa giornata è stata veramente la giornata di partenza per tutto questo progetto che ci auguriamo un futuro meraviglioso. Per me è un grande onore aver accolto la nascita di questa straordinaria iniziativa. Queste colline sono il nostro patrimonio, è quello sul quale è fondata questa villa e possono essere veramente una risorsa straordinaria per tutto quello che ruota attorno a queste ville, attorno a questa realtà.